Parlami. Dei medici. Medici Novax nelle corsie. Ma secondo me se il protocollo prevede questo è giusto che lo facciano, ci saranno degli esperti che hanno giudicato se farlo o meno. Io vendo camicie, non me ne intendo tanto di requisiti medici o via dicendo, però se dicono che possono farlo lo facciano. E il tuo amico White Man cosa dice? White Man oggi non c'è. Anche oggi? Ha preso sonno, ha fatto la fiera ieri a Monselice e oggi era stanco. È stanco. Bene, ciao. Abbiamo qua la presidente, la gerarca di i saloni. Quando che siamo ai saloni, che c'era i 5 gradini, non so se i gridini, cosa c'era, i gridi, Sì, quelli che hanno venuto in Italia, dai. No, dai, non dire così, dai. Perché non dirlo così? La verità fa male. E allora ti dice così che hanno promesso che quello che il gridini a cavallo il paio della luce per andare dritto in garage con la macchina, che deve mettere il paio della luce perché la luce la pago anche a me. Censuriamo tutto qua. Allora, senta. E il Maleao mi aveva promesso prima che andasse a santarsi gli altri. Censuriamo tutto, censuriamo. La strada mica preso di quelli che già prima, vero? Allora, Dimmi. ascolti, adesso il Dimmi. governo ha deciso che i medici Novax tornano in Poi corsia. anche milioni. Cosa Dimmi. dice di questo? Di cosa? I medici Novax ritornano in corsia, cosa dice? E se dice che manchi i dottori per guarire che sente male, diventa chi vaga. Però avrai diritto come te mia. No, vero. Lei cosa dice? Cosa dice? Venga. È giusto. Perché io mi ho fatto noi fare il abbiamo vaccino. fatto il vaccino 4 e lui niente. E dopo il malessere che abbiamo addosso. Ma io Non è giusto. 2-3 milioni al mese, signora, notte non terremo che scriviate. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Ritornano i sanitari Novax in corsia. Tu cosa ne pensi? Assolutamente male, perché se sono stati presi i provvedimenti non vedo perché devono per forza rientrare, a discapito di quelli che si sono vaccinati. Per cui gli altri si sono fatti il mazzo per lavorare, questi tranquilli no. Tra l'altro un sanitario ha l'obbligo di seguire certe indicazioni per legge. Io ho lavorato sull'alimentare e c'è la roba che se volevi lavorare dovevi avere il libretto sanitario, allora non vedo perché questi non eseguono i vaccini. Ecco. Tutto là. Grazie. Prego, ciao. Noi sappiamo che lei è un patito del governo Meloni. Cosa dice del fatto che ritorneranno i medici i sanitari Novax in corsia? Completamente in disaccordo, per un semplice motivo, perché come con le multe qua trasgrediscono e ovviamente dopo non pagano la penale. Allora tutti gli altri che sono la maggioranza sono fessi. Ma il fatto È che un ci pessimo sono, segnale. che mancano tanti sanitari, però anche il problema è quello. Vabbè, ma è che mettiamo i sanitari che non si sono vaccinati, non si vaccineranno, quindi saranno fonte anche di pericolo per gli altri. Non vedo il sistema. Cioè. Grazie. Ciao. Ciao amici miei di Chioggia, ciao! Oggi ho gli operatori che mi fa ridere qua perché si è dimenticato a casa le mutande, i pantaloni, scusatemi. Allora, ciao, vi volevo presentare i nostri salami di asino e i nostri salami di cavallo questa mattina. E poi un buonissimo grana 100% latte italiano, un formaggio che è eccezionale, senza conservanti e biologico anche. Io vi ringrazio, vi saluto e una buona giornata a tutti. Ciao, grazie. Buongiorno al popolo di Chioggia, un saluto da Moda Bimba da Lucia. Oggi tempo, giornata uggiosa, ma la gente comunque ha voglia di muoversi, di spendere, sente che arriva il freddo. Dopo il ponte di Ognissanti pensavamo qualcosina meglio, ma ovviamente hanno speso per andare a fare questo ponte. Perciò oggi la mattinata un po' particolare, ma ovviamente le nostre clienti vengono qua dirette e per noi è sempre una bella giornata, solamente per il loro saluto. Noi vi aspettiamo giovedì prossimo, novità in anticipo, arriveranno i guanti, i cappelli, le calze, arriverà di tutto per l'inverno per i vostri bimbi che sta arrivando il freddo. Noi vi aspettiamo tutti i giovedì, Moda Bimba da Lucia con 2 banchi. Uno da prezzo con accessori e uno per tutti i giorni e per la festa. Vi aspettiamo giovedì di fronte all'ingresso principale del municipio. Moda Bimba da Lucia, un saluto a tutti. Ci troviamo in Corso del Popolo al mercato di Chioggia. Una giornata un po' uggiosa, ma comunque c'è gente. Buona giornata a tutti, grazie.